chiedo che il governo si impegni a compiere e a finire un'opera che è partita ancora dagli anni 60. Questa opera è una famosa opera incompiuta che oggi servirebbe per fare da scolmatore delle acque a tutto l'Alveo, Bacchiglione e Brenta. Fine d'anno amaro per l'idrovia Padova-Venezia. Il 2018 non ha portato con sé quel finanziamento da 250 milioni di euro, 50 milioni all'anno per 5 anni, necessari per completare un'opera fondamentale per la sicurezza idraulica del Veneto. A votare no all'emendamento presentato dal deputato di Forza Italia Roberto Caon anche i deputati veneti di Lega e 5 Stelle. Forse non hanno capito il vero bisogno che ha quest'opera di essere conclusa, di essere portata a compimento. Oppure mi dispiace, per ordine di partito si fanno queste cose qua. Non è bello, non è elegante che si venga nel territorio in cerca di voti e dire una cosa e a Roma per ordine del partito, per altre esigenze si voti qualcosa altro o esattamente diametralmente al lato opposto. In un Veneto che ha vissuto solo pochi mesi fa il dramma di una possibile alluvione, l'idrovia potrebbe rendere sicure 3 province, Padova, Vicenza e Venezia. Questo sarebbe una valvola di sfogo di tutto il sistema fluviale del bacino del Bacchiglione Brenta che si incrocia poi a Padova. Non vorrei che ne arrivasse un'altra per poi convincersi che bisogna fare quest'opera, anche perché quest'opera di bello che è già mezza costruita. Tra i suoi maggiori sostenitori il professor Luigi Dal Paos, autore dopo il disastro del 2010 del piano per la sicurezza idraulica della regione Veneto. Fumata nera nel 2018, ma nel 2019 deputato azzurro promette di riprovarci.